Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Donna bambina, donna vedrai, bambina se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai, una donna lo sa già cosa ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più bisogno di prove, più malizia non ha. Prendi una donna, rendila bella, tu credi che si ricordi di te, non c'è una donna che ti perdona se tu la rendi più importante di te, una donna lo sa già cosa ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più rispetto di te, sei sicura di sé. Di notte poi si tocca, lo sai, e tutta la città impazzisce. Ormai si parla solo di lei, della bambina che stupisce. È strepitosa, donna bambina, donna vedrai, bambina se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai, una donna lo sa. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, e buon lavoro. Avete appena ascoltato il disco iniziale Acqua e Sapone del 1983, cantata dagli Stadio, direttamente dal bellissimo film di Carlo Verdone, Amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1097, signori. Prossima settimana siamo già a quota 1100 di oggi, giovedì 11 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, video pillole e molto altro ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 per il telefono quando lo dirò io. Cominciamo questa puntata e la cominciamo con le ultime notizie di questo giovedì 11 di dicembre. L'ANSA informa: Bernini contestata da un gruppo di studenti di medicina ad Atreju, siete dei poveri comunisti. La ministra: prima di contestare fatemi parlare, questo dimostra la vostra inutilità, come non essere d'accordo. Ucraina, Zelensky, Donetsk e Zaporizhia nodi irrisolti, Trump vuole che Kiev si ritiri dal Donbass, non la Russia. Ancora,
le riserve auree, il dossier interno di Fratelli d'Italia, dentro Banca Italia ci sono anche stranieri, sull'oro non si corrono rischi. La D di Media for Europe, Berlusconi, facce nuove in Forza Italia, non cambio idea, Tajani, Forza Italia, si sta già rinnovando. Poi Pier Silvio Berlusconi celebra quest'anno perché dice con Gerry e Company il 2025 è stato un anno straordinario. Vengono messe all'asta invece dai gioielli alle scarpe i doni ricevuti dalla Meloni in beneficenza, una galleria d'arte batterà all'asta i regali di rappresentanza, quindi vedremo che cosa c'è di interessante. A Venezia ruba un barcone e finisce contro il ponte di Rialto, questo sarà probabilmente premio banana la prossima settimana ad aria fritta, parzialmente distrutta la struttura in marmo ai piedi di uno dei simboli architettonici della città e ora gliela fate rimontare facendo pulire tutto e leccando tutto con la lingua come si merita questo fenomeno, mi pare chiaro. Notizie dall'estero, la BBC apre con l'escalation della tensione tra gli Stati Uniti d'America e il Venezuela perché gli americani hanno sequestrato sì e no un'ora fa una petroliera al largo del Venezuela e Caracas definisce tutto questo come un atto di pirateria, quindi qui le cose si stanno cominciando a mettere un pochettino male. Trump tra l'altro parlando dalla Casa Bianca poco fa ha detto che la petroliera è stata una delle più grandi mai sequestrate. Il governo americano ha rilasciato un filmato nel quale si vedono dei soldati americani che si calano a bordo della petroliera e l'Attorney General, il ministro diciamo così dell'interno, Pam Bondi, ha detto che la petroliera stava trasportando del petrolio sottoposto a sanzioni perché stava trasportando del petrolio proveniente da Venezuela e Iran. Maduro ha detto che si è trattato di un atto di pirateria e che il Venezuela non diventerà mai e poi mai, già mai, una colonia del petrolio, ma nel frattempo, insomma, questa è un'ulteriore escalation della tensione e della situazione. Tra l'altro la notizia di questo sequestro ha fatto salire i prezzi del Brent greggio perché naturalmente questo ha suscitato negli investitori, nei mercati, la preoccupazione di una possibile, diciamo, riduzione del benefico flusso del petrolio che fa girare il mondo nel breve periodo e in particolare gli analisti avvisano del fatto che questa mossa potrebbe minacciare ovviamente gli spedizionieri, le varie compagnie marittime e colpire ulteriormente l'export del petrolio venezuelano e quindi facendo precipitare ulteriormente la già disastrata e anche devastata economia venezuelana. Vi ricordo, potete cercarlo nell'archivio delle nostre trasmissioni, il bel faccia a faccia, il lungo speciale sul Venezuela che abbiamo avuto con Blanca Bricegno dell'Airesven, che è questo gruppo di esuli venezuelani anche qua in Italia, che è nato come un gruppo di preghiera, ma che fa costantemente opposizione alla dittatura comunista di Maduro. Orbene, si sono fatte le 18, 19 minuti e 20 secondi. Io direi, cara Natalia, che possiamo mandare in onda l'implacabile Pierluigi Magnaschi con Il diritto e il rovescio e poi riprendiamo la linea anche perché stasera abbiamo un ospite per il Qui Parlamento che è il senatore Gianluca Cantalamessa e parleremo del caso Striano. A tra poco. Sinora eravamo abituati alle gradassate di Donald Trump, un personaggio pericoloso per sé, ma che da presidente degli Stati Uniti, cioè della più grande potenza economica e militare del mondo, è diventato pericolosissimo per tutti. Contro l'Europa, che nel suo delirio è considerata un pericolo per gli Stati Uniti, Trump aveva anche in passato inviato le sue invettive, poi subito attenuate nella sua defatigante logica politica da succa medio orientale.
Ma adesso queste invettive le ha infilate in un documento ufficiale che ha per titolo Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nel quale prevede che l'Europa sarà disintegrata nel giro di 20 anni. E questa è la tesi del suo vice Vance, uno che per preparazione ha solo un passato nei Marines, tra l'altro in tempo di pace, e che solo 3 anni fa giudicava pubblicamente Trump come un ciarlatano. È solo da sperare che Trump sia azzoppato nelle elezioni di medio termine dell'anno prossimo. Qui Parlamento. Ho ringraziato il nostro Pierluigi Magnaschi, io do il buonasera e il bentornato al senatore Gianluca Cantalamessa. Buonasera senatore. Buonasera a lei, un saluto a chi ci segue da casa e grazie per l'invito. Allora, senatore, grazie a lei del suo tempo. Senta, il caso Striano, insomma, com'è e come non è, viene fuori che, come diceva qualcuno, diciamo che ci sono alcuni che reputano la giustizia come un timone dove la si gira, la va. Com'è questa storia del caso Striano e del fatto che sia stata messa nel mirino volutamente la Lega? Perché questo è quello che sembra emergere da queste ulteriori rivelazioni. Sì, allora ricordiamo a chi ci segue da casa che quando parliamo del caso Striano, del dossieraggio, parliamo di oltre 200.000 accessi abusivi fatti a degli strumenti che vengono chiamate segnalazioni di operazioni sospette nelle banche dati, quelle più sicure, ma la cosa più grave è che è avvenuta, questi accessi abusivi sono avvenuti nella Procura Nazionale Antimafia, che dovrebbe essere per antonomasia il posto più sicuro e più la garanzia della sicurezza e della giustizia. 230.000 accessi abusivi in 3 anni. E il procuratore nazionale antimafia, il dottor Melillo, chiese appena venne fuori lo scandalo di essere audito dalla commissione antimafia, e per questo come commissione antimafia abbiamo avvocato a noi l'inchiesta, abbiamo avviato noi un'inchiesta parallelamente alla procura, prima di Perugia e poi di Roma. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che praticamente la Lega era il partito più dossierato, e l'anomalia è che 3 giornalisti, il rapporto, e parlo da un giornalista, un bravissimo giornalista, il rapporto tra un investigatore e un giornalista è un rapporto sano. L'investigatore dà la notizia al giornalista, il giornalista la pubblica sul mezzo sul quale scrive piuttosto che va in onda, eccetera. L'anomalia qui è che 3 giornalisti indagati attualmente insieme a chi lavorava in Procura Nazionale Antimafia suggerivano agli investigatori su chi investigare, facendo degli accessi abusivi in Procura Nazionale Antimafia, e questi giornalisti suggerivano di indagare sulla Lega. Su 53 articoli che ha fatto il Domani, fatto da questi 3 giornalisti attualmente indagati, 27 riguardavano la Lega, 20 riguardavano il centrodestra e altri 4-5 ballerine, cantanti e quant'altro. Il dato quindi che emerge è che più del 50% di tutte le notizie, e chiaramente era tutta fuffa, perché poi non ha portato a nulla. E abbiamo scoperto poi, che il deputato Cafiero De Rao, ex procuratore nazionale antimafia, quando ci sono stati questi accessi abusivi nella Procura Nazionale Antimafia, lui era il procuratore, e oggi da commissario, da componente della Commissione Antimafia, pretende di partecipare, in barba a qualsiasi garanzia di terzietà che deve avere la Commissione, alle indagini che sta facendo la Commissione sulla Procura Nazionale Antimafia relativamente a un periodo nel quale lui era il procuratore nazionale antimafia. E poiché fa parte di questa commissione ha anche accesso a tutti gli atti riservati. Una follia, una mancanza di rispetto nei confronti, della terzietà e dell'autorevolezza della commissione, che è una cosa seria, della quale 5 Stelle si dovrebbero assumere la piena responsabilità. Ma allargando il discorso, perché questo non lo dice Cantalamessa, non lo dice la Lega, non lo dice Salvini, lo dicono le carte processuali che sono venute fuori, che la Lega è il partito più dossierato in modo abusivo. Tra le altre cose, in particolar modo ottobre 2022, mentre nasceva il governo di centrodestra. Allora, chi è
che nella Procura Nazionale Antimafia, mentre sta nascendo un governo eletto democraticamente, si mette a indagare abusivamente sulla vita dei politici della Lega e di tutto il centrodestra? Io trovo che veramente sia inquietante come atteggiamento. Adesso, al di là della Lega, veramente un attacco alla democrazia. Ecco, appunto, lo ricordo a chi mi sta ascoltando. Il mio interlocutore, il senatore Cantalamessa, non è un passante, è un componente della commissione antimafia presso il Senato. Quindi quello che sta dicendo è grave 10 volte di più. Prego. E quindi dicevo, ed era così evidente che ci fosse nella migliore delle ipotesi una superficialità da parte dell'all'epoca procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao. È stato così evidente che il procuratore Melillo, non appena è stato nominato il 1° giugno del 2022, la prima cosa che ha fatto dopo 20 giorni prende, diciamo, la delega dell'information technology, dalla quale derivano le segnalazioni di operazioni sospette, proprio perché si era reso conto che, come è stato definito da più persone indagate e testimoni, voglio dire, in commissione, un verminaio, perché ripeto, 230.000 accessi abusivi. Chi sono i mandanti? Qual era l'obiettivo? Non è che stiamo parlando di una società privata, stiamo parlando della Procura Nazionale Antimafia. E allargo un attimo il discorso, ancora qualche minuto, per fare una riflessione di carattere più ampio. Qualche anno prima, ma più o meno il periodo era quello, la Lega era il primo partito in Italia, al 2019 eravamo al 34%, e il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Luca Palamara, intercettato su un messaggio su WhatsApp, diceva al procuratore Auriemma che faceva notare che Salvini aveva ragione, e questo, voglio dire, emerge dalle evidenze investigative, Salvini va attaccato anche se ha ragione. Allora noi ci troviamo che il primo partito d'Italia, con una persona che faceva il ministro dell'interno, da un lato il procuratore nazionale antimafia, permetteva che ci fosse un dossieraggio illecito nella Procura Nazionale Antimafia. Dall'altra il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati diceva a un suo procuratore Salvini va attaccato anche se ha ragione. Aggiungo che poi c'è stato adesso ultimamente è venuta fuori la PM Gallucci, che ha detto che il procuratore, mentre lei stava facendo delle indagini sul PD, il procuratore le ha detto lascia stare il PD, pensa solo a Salvini, e non è uscito niente. Da ultimo, esatto, il 17 dicembre Matteo Salvini rischia 6 anni di carcere per aver difeso i confini. Allora, il quadro, dall'ex presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati all'ex procuratore nazionale antimafia, piuttosto che voglio dire, questo PM che ha dichiarato, la dottoressa Gallucci che ha dichiarato questo, è chiaro che emerge un quadro che è inquietante nei confronti di quello che era il primo partito d'Italia, e poi non è emerso niente, perché noi siamo il partito più dossierato, più spiato, e non è uscito niente. Quindi questo è a riprova del fatto che la Lega è fatta da persone per bene, perché altrimenti sarebbe venuto tutto. Hanno parlato della Russia, hanno parlato di una serie di cose, non è uscito niente, quindi a dimostrazione che era tutto strumentale. E poi ci sono anche altre cose che sono ancora, diciamo, agli atti riservati e segretati, dei quali non posso parlare, ma posso anticipare che continueranno a uscire altre cose nelle quali si capirà che c'era una volontà di parte della politica e della magistratura, perché gran parte sono eroi senza nomi ai quali noi dobbiamo dire solo grazie, ma c'era una parte della magistratura che ha fatto politica, ha colpito la Lega politicamente, e trovo che abbia fatto del male alla magistratura, alla Lega e alla tenuta democratica del Paese. Senatore, credo che non ci sia altro da aggiungere, e raccolgo qui, tra l'altro, questa che è anche una denuncia di un certo andazzo delle cose in Italia. Quindi io la ringrazio e al piacere di ritrovarci presto. Al piacere di ritrovarci presto, auguriamoci che Matteo Salvini subisca un processo giusto il 17 dicembre, la settimana prossima, in Cassazione, perché altrimenti significherebbe che dovrebbe andare in carcere, e questo mi sembra francamente una follia. Quindi confidiamo nella giustizia, nonostante tutto. Infatti, molto bene, grazie e arrivederci.
Grazie a lei, un saluto a tutti, grazie. Pubblicità. Qui Parlamento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, da Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, mai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Di nuovo a te la linea, Antonino. Molto bene, grazie cara Natalia. E adesso stasera non abbiamo Gabriella Ronza, ma ci è venuta a trovare l'onorevole Laura Cavandoli, che questa sera ci racconta un po' come è arrivata in Parlamento la notizia appunto della cucina italiana che è stata riconosciuta come patrimonio mondiale da parte dell'UNESCO e poi ancora una volta ci porta a vedere come si muovono i vari meccanismi dietro le quinte della politica. Quindi andiamo pure con Laura Cavandoli. Vai Natalia. Qui Parlamento. Un saluto da Qui Parlamento, grazie a Radio Libertà per ospitarci. Una giornata molto intensa, una giornata alla Camera dei Deputati, diciamo un po' piena, però è stata inframmezzata da una notizia eccezionale. La cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Una soddisfazione grandissima da parte del governo, da parte del sottosegretario Luigi Deramo, che appunto ricordava come dal 2023 il Ministero dell'Agricoltura, il MASAF, insieme alla sottosegretaria Borgonzoni, al Ministero della Cultura, si sono unite per fare questa richiesta ed essere la prima cucina come riconosciuta come bene immateriale patrimonio dell'umanità. La soddisfazione è orgogliosamente italiana, noi italiani siamo speciali nel creare delle ricette, nel creare delle tradizioni, ma soprattutto è una soddisfazione che va agli italiani, perché effettivamente andiamo a riconoscere la nostra cucina, le nostre tradizioni, la biodiversità, il nostro territorio, i prodotti del nostro territorio che insieme vanno a formare tutta quella che è la filiera agroalimentare. Quindi assolutamente un mix di arte, un mix di scienza, un mix di tutela dell'ambiente, un mix di cultura, chiamiamolo nel senso ampio e tutto tondo, che porta a risultati eccezionali. Ma lo diciamo,
quanto vale questa cucina italiana? Perché si parla di oltre 250 miliardi solo nel 2024, quindi è un riconoscimento che non solo ha un valore dal punto di vista nostro delle tradizioni, di capire che la tavola è condivisione, che la tavola è civiltà, che la tavola è socialità, ma è anche un grande valore economico che va a tutelare tutte quelle che sono le nostre eccellenze, dall'agricoltura, dall'allevamento, dalla piccola trasformazione e tutte le persone che si occupano di tutta questa filiera. Non ultimo, la parte che adesso è molto più esposta, che sono diciamo i cuochi, la parte che più è ormai protagonista dei vari show cooking, delle trasmissioni televisivi e qui fanno quindi essi stessi ad essere realtà diciamo produttive. Quindi una soddisfazione per tutto il paese, una soddisfazione per il governo, ma diciamo una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Che cos'è però il patrimonio dell'umanità? Io ho avuto l'onore nel mio passato di essere un insegnante all'università e parlavo proprio di legislazione dei beni culturali. Allora erano 12 i beni culturali italiani, noi siamo il secondo paese per numero di beni culturali, quindi che fanno parte del patrimonio dell'umanità. Il patrimonio dell'umanità è frutto di una convenzione dell'UNESCO, che è questo organismo delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienze, arte, cultura, che va quindi a individuare quei beni, che si partiva appunto dai beni materiali prima, per poi arrivare anche a quelli che è i beni immateriali, cioè che non hanno un substrato, ma sono il frutto di un'arte, di competenze, di capacità intellettive che vengono quindi applicate più volte, che sono il riconoscimento delle capacità umane in tutto il mondo. Quindi è un riconoscimento veramente importante per la nostra cucina italiana, che quindi si va a sommare ai graffiti della Val Camonica, a Venezia, a quelle che sono a Ravenna, insomma a tutte quelle che sono una serie importante di attrazioni. Quindi il patrimonio dell'umanità significa cultura, significa arte, significa turismo, significa ricettività, significa ricchezza, e noi in Italia di queste ricchezze ne abbiamo tante. Continuiamo in questa direzione a tutelare il nostro paese, a tutelare le specialità e le eccellenze del nostro paese. Se poi si parla di cucina, credo che siamo tutti d'accordo. A presto! A te la linea, Antonino. Benissimo, forse c'era la sigla qui Parlamento, non vorrei sbagliarmi. Comunque. Qui Parlamento. Eccoci, perfetto. E allora, le 18:38 minuti e 22 secondi, grazie Natalia, grazie anche all'onorevole Laura Cavandoli. Adesso noi passiamo al faccia a faccia di questa sera. Ho parlato con la brava collega Mirella Molinaro della Verità, perché sapete che il 7 dicembre scorso una ragazza all'uscita della metro Ionio in quel di Roma è stata violentata da 3 stranieri che l'avevano probabilmente seguita, non si sa ancora, le indagini sono in corso. Certo è che per il quartiere in cui si è verificato l'episodio, gli abitanti dicono qua è una zona tranquilla, queste cose di solito non succedono, però c'è molto da riflettere e devo dire la verità, Mirella ha parlato sì come giornalista, ma prima di tutto come donna, che rivendica il diritto alla sicurezza, a vivere senza patemi d'animo la sua condizione di donna. Allora state a sentire che cosa mi ha detto. Vai pure Natalia, per favore. E allora stasera torna a trovarci la collega, la brava collega Mirella Molinaro della Verità. Mirella, allora, io stamattina ti leggo con oggi a Roma governa l'insicurezza, le risorse stuprano e pugnalano, caccia ai violentatori afro della studentessa, fermato egiziano per tentato omicidio. Sapete tutti che il 7 di dicembre all'uscita della metro Ionio a Roma c'è stato questo stupro e questa ragazza ha detto 3 uomini di colore, correggimi se sbaglio, mi hanno bloccato e mi hanno violentata. Ecco qua. E ora che succede, Mirella? Ciao Antonino, Ciao ciao a tutti.
ritorniamo a parlare del problema sicurezza. Quello che hai appena accennato è che ovviamente uno degli ultimissimi casi di cronaca avvenuto nella capitale ci nuovamente fa porgere delle domande sul problema sicurezza, anche se ovviamente negli ultimi giorni, quindi dalla 7 dicembre, che è la notte in cui è avvenuto questo stupro, ovviamente fino ad oggi noi ci preoccupiamo anche di seguire gli sviluppi investigativi. Quindi c'è questa ragazza, come appunto hai introdotto e anticipato tu, di 23 anni che stava ritornando a casa, quindi era sulla metro, dove tra l'altro hanno appunto fatto anche adesso una manifestazione silente a Roma proprio davanti a questa metro, perché i residenti della zona, i cittadini, le associazioni vogliono comunque cercare di porre l'attenzione sul problema della sicurezza, cioè il problema quella che io definirei anche un po' la libertà di poter tornare alle 2 di notte, alle 3 di notte a casa senza avere il terrore di essere violentati, di essere stuprati. E questo lo dico perché personalmente e anche come giornalista l'episodio avvenuto il 7 dicembre a Roma ha subito richiamato alla mia mente, alla memoria, un recentissimo appunto episodio avvenuto quest'estate sempre a Roma, in cui c'è stata una violenza ai danni di una donna più grande, quindi stiamo parlando di una persona di circa 60 anni che è stata violentata mentre passeggiava il cane. Quindi, al di là del fatto di cronaca, poniamoci degli interrogativi importanti. Non possiamo tornare tardi la sera perché ci possono stuprare? Non possiamo uscire alle 5 di mattina a fare una passeggiata con il cane perché possiamo essere brutalmente violentati? Perché tra l'altro, da cronista, leggendo quindi gli atti, le denunce e ricostruendo grazie agli elementi che gli investigatori sono riusciti a mettere insieme questi episodi, ne viene fuori un quadro inquietante. Certo. Anzi, allarmante, perché la ragazza vittima di violenza sessuale di qualche giorno fa appunto a Roma racconta di essere stata bloccata da 3 persone che lei ha appunto indicato come cittadini stranieri, come africani, quindi probabilmente poi diverse anche l'incrocio e quindi il confronto con diversi elementi probatori ha fatto presupporre che si trattasse appunto di cittadini del Ghana, molto probabilmente, tant'è che uno dei fermati è appunto un egiziano. Quindi non c'è solo il problema sicurezza, c'è un problema anche di chi viene nel nostro paese, non rispetta le regole e purtroppo, questo lo dicono i numeri, lo dicono le indagini, lo dicono le inchieste, cioè si stanno macchiando di reati gravissimi. Di reati. Ricordiamo anche la coppia di fidanzati che è stata aggredita sempre nelle scorse settimane, quindi stiamo parlando di diversi episodi. Inizia ad essere lungo questo elenco ora di violenze e che, ahimè, lo dico con grande comunque amarezza, perché poi questi episodi scatenano un dibattito politico, un dibattito istituzionale su chi ha la responsabilità di controllare, di garantire la sicurezza dei cittadini, chi ha anche la responsabilità di far venire questi cittadini stranieri che tutto fanno tranne che integrarsi, nel nostro paese. E qui non è un discorso di discriminatorio, assolutamente, no. È un discorso di rispetto delle regole. Purtroppo ce lo dicono i numeri. Sì. E quindi inizia a diventare molto concreta la paura nei confronti dello straniero, nei confronti di chi purtroppo popola, perché è un dato di fatto, le nostre stazioni, le nostre metro, gli spazi anche pubblici, perché parliamo di Roma,
parliamo di una città ovviamente grande, multietnica, e quindi è ovvio che nel parco possiamo trovare cittadini di diverse etnie, diverse provenienze. Il problema non è la provenienza, non è l'origine, non è l'integrazione, è il macchiarsi di reati terribili, perché le ultime violenze che si sono verificate appunto a Roma, ma anche in altre città, ci descrivono comunque anche delle scene quasi studiate, cioè quasi programmate, tant'è che sull'episodio di Roma, sul recente episodio appunto di Roma, gli investigatori si sono chiesti se questi 3 stranieri avessero seguito la ragazza. Non si hanno al momento delle certezze investigative, quindi dei riscontri sul fatto che loro fossero magari probabilmente sulla metro, e quindi c'è la paura di essere seguiti, di essere pedinati, Certo, di non poter circolare da soli, perché esattamente. fondamentalmente il problema è questo. Senti, ma Quindi, dimmi, quindi? quindi l'episodio tira dietro degli interrogativi che diventano sempre più inquietanti. Sì, esattamente. Senti, ma in tutto questo io vedo che tu scrivi anche che ieri i carabinieri della stazione di Roma in Viale Eritrea hanno fermato un 23enne egiziano accusato del tentato omicidio di un coetaneo romano avvenuto il 1° dicembre scorso nei pressi di una barberia in Viale Eritrea. Mi pare insomma che a Roma la situazione stia un pochettino sfuggendo di mano. Sì, infatti, come ti dicevo prima, è normale che in questi giorni noi stiamo anche, diciamo, leggendo sui diversi social o comunque su dichiarazioni, attraverso dichiarazioni ufficiali, la presa di posizione dei diversi partiti politici, delle rappresentanze istituzionali a Roma, perché adesso ci focalizziamo su Roma, ma in passato anche io e te abbiamo affrontato il discorso sicurezza pure su Milano, ad esempio. Certo. Quindi su Roma ora il problema è importante, anche perché ci siamo trovati di fronte a la Roma del Giubileo, la Roma dei funerali del Papa, quindi una città che ha attirato, attrae e attirerà quindi numerosi turisti, per cui il problema c'è, non è un solo e singolo episodio di violenza. Sono diversi, sono anche quello che io noto è questa barbarie, cioè questa escalation di violenza. Sì, è vero. Ed è un po' incontrollata, ecco perché poi vengono fuori diversi problemi. Esattamente. Esattamente, proprio questo è il punto, e lascia veramente esterrefatti tutto ciò. Senti, ma secondo te cosa si può fare? Perché questo, tra l'altro, è offensivo verso tutti i cittadini stranieri che vengono nel nostro paese, si comportano per bene e diventano cittadini italiani. Quindi questa è un'offesa a chi invece in buona fede e rispettando le nostre leggi si integra perfettamente. Lo so, e infatti questo è il problema a cui facevo riferimento prima, nel senso che queste violenze purtroppo ultimamente, così come ripeto, non solo a Roma, ma anche per esempio nella prima decade di novembre, quindi se non sbaglio intorno al 7 l'8 novembre, un altro episodio inquietante di violenza sessuale che vede purtroppo tra i protagonisti, se così vogliamo definirli, tra i responsabili, sempre dei cittadini comunque stranieri. È avvenuto per esempio a Firenze, dove addirittura è stata una turista panamense di 35 anni. Quindi io ti sto ovviamente facendo l'elenco degli ultimi casi di cronaca, mi riferisco proprio alle ultime settimane di cui mi sono occupata, e che vedono quindi il modus operandi è la ragazza da sola, la donna da sola violentata dal branco di stranieri, dal branco di africani, dove indicare la nazionalità non è nella maniera più assoluta discriminatorio, dare una provenienza e comunque porre il problema, perché ce lo dobbiamo porre, il problema
di una presenza di stranieri probabilmente incontrollata, che non rispetta le regole e che diventano i protagonisti dei principali fatti ed episodi di crimine. Noi da giornalisti evitiamo di entrare in quella che è una polemica politica, nonostante ci siano delle posizioni anche abbastanza nette, chiare, che poi è giusto prendere anche sia come cronisti, sia come cittadini, sia come persone, perché noi viviamo in Italia. Ora ognuno vive in città diverse, ma il problema sicurezza inizia ad essere un po' diffuso ovunque. Pensiamo a quante ragazze la sera ritornano da sole a casa nelle città che ospitano anche delle università, quindi magari vanno lì per studiare. Parlo di Milano, parlo di Firenze, parlo di Roma. Roma è piena di giovani del sud che lavorano e vivono a Roma, così anche Milano. Milano è diventata un'altra città invivibile dal punto di vista della sicurezza, aggressioni, furti, rapine, scippi. Addirittura l'episodio dei fidanzatini di cui ti parlavo prima, cioè addirittura è aggredire una coppia di fidanzati, immobilizzare lui e violentare la fidanzata davanti dalla ragazza davanti al fidanzato. Anche questo che è stato definito dagli investigatori, non dai giornalisti, un branco, perché il comportamento è stato quello del branco, e poi individuati, fermati i presunti responsabili, ovviamente presunti fino a condanna definitiva, di origini straniere. Allora, una domanda ce la facciamo, però adesso più che una domanda noi ci aspettiamo delle risposte. Quindi c'è qualcosa che non va, dobbiamo intervenire seriamente, lo dico al plurale, non in maniera generalizzata ma voluta, perché deve partire anche dal singolo cittadino un cambiamento. No. Quindi dobbiamo renderci conto che il problema c'è, e il problema deve essere uno, Antonino, chi non rispetta le regole deve stare fuori dai contesti sociali, non può nella maniera più assoluta mettere in pericolo l'incolumità degli altri, la vita degli altri. Esatto. Non siamo evoluti nel 2026 che alle porte, se non possiamo uscire da soli alle 3 di notte, avere il terrore di prendere una metropolitana, avere il terrore di fare una passeggiata alle 5 di mattina in un parco. Esatto. Per essere brutalmente aggrediti fisicamente, verbalmente, picchiati e violentati. Quindi c'è qualcosa che va oltre, diciamo, è una barbarie, una violenza inaudita, perché i furti, gli scippi ci sono sempre stati, ma siccome gli ultimi casi di cronaca, anche quello, il precedente romano di cui ti parlavo, è un precedente che vede una signora probabilmente derubata per degli oggetti, perché volevano il cellulare, o non, cioè un tentativo di furto che porta alla violenza sessuale, significa che siamo veramente, cioè, di fronte ad un insieme di reati, quindi non abbiamo un reato, È vero. abbiamo un insieme di reati, abbiamo una violenza che è fisica ma diventa psicologica, perché quando noi raccontiamo questi episodi da cronisti, quando li poniamo l'attenzione anche su quello che sta accadendo per sensibilizzare l'opinione pubblica, come stai facendo tu, come fai sempre tu con il tuo lavoro, arrivando con la tua voce anche a informare e al tempo stesso tranquillizzare senza creare allarmismi, noi però non ci rendiamo conto che dall'altra parte c'è probabilmente una ragazza che non prenderà più la metro. Sì. Perché c'è poi una violenza psicologica che rimane. Allora il problema non si risolve fino a quando ne stiamo a parlare così e non si interviene in maniera decisiva. Infatti. Senti, Ora, dimmi. No, dico, non concludi. so quale può essere l'intervento decisivo, perché poi tu sai benissimo da giornalista che quando succedono
episodi che mettono a rischio la sicurezza di una città, dei cittadini, l'incolumità delle persone, e politicamente la si risolve con: servono più forze dell'ordine, servono più telecamere, servono più controlli. Adesso io mi chiedo, basterà tutto ciò? Ha senso? Se facciamo arrivare la qualunque senza il rispetto delle regole, che sia italiano, eritreo, giapponese, francese o siciliano, non so se il problema si risolve. Esatto. Ed è come dici tu, anche evitare di generalizzare, perché non è corretto nei confronti dei tantissimi cittadini stranieri, dei tantissimi africani, dei tantissimi egiziani che vivono in Italia, che vivono nel sud dell'Italia, nel nord dell'Italia, che vivono a Roma, che hanno attività che rispettano le regole e che, al di là se sono integrati o meno, perché anche questa è una parola di cui spesso noi abusiamo, cioè vivono in maniera serena, tranquilla, nel rispetto delle regole. Punto. Esatto. Come fanno anche tanti studenti egiziani che frequentano le nostre università con dei progetti di scambio internazionale, sono forse i primi che entrano a lezione e gli ultimi che escono. Quindi il rispetto della regola c'è. Il problema è: non deve venire chi non rispetta le regole. Non possiamo concedere diritti a chi non ha il rispetto degli altri. Questo non è possibile. Pienamente d'accordo con te, mia cara, pienamente d'accordo con te. Mirella, ci avviamo alla conclusione e quindi ti pongo la domanda del bravo intervistatore. Che cosa farai domani? Domani andiamo a caccia non di notizie, ma di verità, perché ovviamente il lavoro del giornalista è quello di seguire l'evoluzione della cronaca e anche un po' vedere come si evolve, diciamo, si evolvono ora le indagini per quanto riguarda questi casi e anche tanti altri, perché è giusto che il cittadino venga informato e venga a conoscenza in itinere che ci siano degli sviluppi investigativi che portano a dei risultati, anche perché, scusami, consentimi anche di dirlo, quello che deve essere chiaro, anzi chiarissimo, è che nessuno deve rimanere impunito. Sì. Soprattutto chi commette un reato così brutale come la violenza sessuale. Questo deve essere chiaro. Esatto, esattamente. Nessuno deve restare impunito e con questo credo che possiamo salutarci e ti ringrazio ancora del tuo tempo e della tua disponibilità, come sempre. Grazie, come sempre un piacere e buon lavoro. Anche a te, cara. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, cara Natalia. Alle 18, 58 minuti e 4 secondi. Facciamo una cosa allora. Jingle di 10 secondi e poi la sigla di In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Allora io... Sì, eccoci, grazie Natalia. Io voglio dare il bentornato e il bentrovato sia all'avvocato Claudio De Filippi che alla nostra gradita ospite di stasera, che è la senatrice Erika Stefani. Buonasera a entrambi. Buonasera a tutti. Eccellente. Salve a tutti, caro Antonino. Come senti dalla voce, non sono in grandissima forma, sono un po' cagionevole. Quindi siamo ben contenti di avere con noi la senatrice Erika, se posso dare del tu ovviamente, se mi posso permettere. Certamente, siamo anche colleghi. Benissimo, per parlare di quello che ho sentito poc'anzi, cioè del fatto dell'argomento che sicuramente adesso è tra i
più gettonati insieme alla responsabilità dei magistrati sulla separazione delle carriere, eccetera, eccetera, che è la violenza sessuale. Vero collega? Onorevole? Sì, adesso ci sta proprio impegnando al Senato, tenendo conto che il testo che è arrivato al Senato è stato approvato all'unanimità alla Camera, ma al Senato abbiamo ritenuto di sollevare delle problematiche, questo a confermare che esiste ancora il bicameralismo. E quindi non è detto che necessariamente quello che approva un ramo del Parlamento sia accettato dall'altra parte. Noi abbiamo ritenuto, anche sulla scorta in realtà di considerazioni che erano sorte anche nell'ambito della società civile, nell'ambito del mondo accademico, fra gli stessi avvocati, insomma delle perplessità che sono sorte, che abbiamo ritenuto insomma di raccogliere e di riaprire insomma il dibattito su questo tema e sul testo come è stato approvato alla Camera. Ecco onorevole Erika, cosa ritiene che vada corretto rispetto alla versione unanime? A volte quando c'è l'unanimità bisogna diffidare della Camera rispetto a quella versione che secondo me voleva l'Europa. Allora, il fatto che si dica che lo richieda l'Europa, insomma questo fatto che venga richiesto dall'Europa sono stati commessi anche più errori negli anni. Faccio un esempio: l'abolizione delle tariffe, ad esempio quelle professionali, oppure come è stato raccolto il codice della cosiddetta della privacy, oppure pensiamo alla Bolkestein. Ecco, tutto ciò che viene detto dall'Europa dipende come viene interpretato. Se noi oggi andassimo a guardare e se andiamo a guardare ciò che è previsto nella Convenzione di Istanbul, che è il testo madre sulla violenza di genere, e se noi lo guardiamo non dicono quello che è stato scritto nel testo. Quindi dobbiamo ragionare per certi versi con la nostra testa, sapendo però che c'è un tema da raccogliere che dobbiamo per certi versi raccogliere, perché è frutto di una elaborazione nella giurisprudenza, nella cultura, che ci porta oggi a valutare questo. Allora, chiamalo consenso, chiamala una manifestazione di volontà, chiamala autodeterminazione sul proprio corpo per vita sessuale. Chiamala un tema che deve essere considerato. Questo perché? Perché quando io ho studiato all'università, ai miei tempi, esisteva la violenza carnale, la chiamavamo violenza carnale, e di violenza carnale si parlava nel momento in cui veniva chiesta espressamente, adesso, bisogna parlare con alcuni termini in radio, non è che magari non vorrei urtare la sensibilità di qualcuno, però era quello che era richiesto, che si scriveva anche nelle sentenze, cioè si richiedeva una penetrazione. E poi vi erano tutti gli atti di libidine, vi era tutto un altro mondo. Poi è nato dal 96 in poi una nuova formulazione della violenza sessuale, una violenza sessuale che prevede e punisce gli atti sessuali subiti con violenza o minaccia, limitando quindi la violenza sessuale, quindi con la riforma del 96, agli atti commessi con violenza o minaccia. Quindi restava fuori tutto un settore, che era quello, facciamo un esempio, dello stupro della persona dormiente. Cioè uno che sta dormendo, no, o è in stato catatonico, è in situazione di ebbrezza tale da essere in uno stato di incoscienza. È stupro o non è stupro? Ecco. Con la vecchia dizione, se non c'è minaccia, allora non doveva considerarsi stupro. Ecco, c'è stato un evidenziale che ha ritenuto e ha inserito invece questo elemento, chiamandolo proprio consenso.
Che cosa ha fatto poi la Camera dei Deputati? La Camera dei Deputati ha preso in realtà queste sentenze che già oggi danno un orientamento, ma non è un mero orientamento, è una sorta di giurisprudenza, chiamiamola creativa, nel senso che oggi, cioè a prescindere dall'approvazione del testo, quello di cui stiamo discutendo, ma oggi un uomo e una donna che subiscono atti sessuali anche senza violenza, anche senza minaccia, ma senza il proprio consenso, è punito a titolo di violenza sessuale. L'approccio volgare, la passione su parti intime, anche se non c'è uno che ti sta mettendo un coltello sotto la gola, no? Uno che ti percuote, è considerato anche oggi violenza sessuale. Ma il testo, come varato alla Camera, inserisce proprio nella fattispecie la parola consenso. Ora, quando noi abbiamo sentito anche di alcuni auditi che fanno anche un po' rabbrividire perché dicono ma di consenso già si parla nel nostro ordinamento, parlando per esempio del consenso informato, che è quello che tu firmi nel momento in cui subisci un trattamento o devi sottoporti a un trattamento sanitario. Ecco, ma non mettiamo sullo stesso piano i concetti. Il consenso informato è un consenso contrattuale, cioè tu hai un modulo da compilare dove tu veramente metti le crocette. Se noi lo utilizziamo questi schemi nell'ambito della violenza sessuale, è chiaro che un po', ma l'avete sentito anche voi, perché poi è stato buttato anche un po' nel comico, che pare che se uno parla di consenso, e il consenso ti viene in mente il consenso informato e ti viene in mente il modulo. Ecco, approvare un testo di legge che è così serio su un tema così delicato come la violenza sessuale e arrivare a quanto interpretato o comune sentire lo percepisce come una specie di buffonata, io penso che sia fatta la cosa peggiore del mondo, perché non solo bisogna scrivere leggi, devono anche essere percepite le leggi, devono anche essere digerite le leggi, devono anche essere comprese le leggi, e il tema della violenza sessuale è uno di questi. Per cui oggi che cosa accade anche nelle audizioni che abbiamo voluto fare per approfondire il tema? Allora, il testo varato dalla Camera prevede la stessa pena, cioè tu arrivi fino a 12 anni, cioè 12 anni, non stiamo parlando, voglio dire, di una robetta dove ti puoi fare usufruisci magari anche della sospensione condizionale, 12 anni che tu abbia subito atti sessuali contro il consenso, sia che tu invece li abbia fatti sotto violenza o minaccia, cioè posto sullo stesso piano chi sul pullman l'approccio volgare, fastidiosissimo, insopportabile rispetto a quello che ti prendono, ti legano, ti riempiono di botte e con un'arma anche, voglio dire, ti la mettono sotto il collo. Ecco, non mi pare che questo sia giusto. Ora una graduazione della pena, le condotte hanno gravità diverse e questo dovrà essere valutato e lo stiamo valutando e è uno degli argomenti sottoposti anche agli stessi auditi, gli esperti che vengono chiamati, magistrati, avvocati, no? Che vengono sentiti sul tema. Poi c'è un altro argomento che è di dire che cos'è il consenso, che cosa dobbiamo dire, deve essere un consenso, deve essere una manifestazione di una volontà, è un dissenso o è un consenso? Guardate che la cosa è diversa, cioè dimostrare che c'è un consenso o dimostrare che c'era il dissenso, cioè la persona aggredita deve dire no, non mi devi toccare, oppure basta che implicitamente non abbia prestato proprio consenso perché, come si dice, frizzata, sotto shock, si immobilizza, perché c'è anche questo fenomeno
quindi occorre essere molto attenti sulla formulazione. Per cui io non so se ho la ricetta finale, adesso facciamo questo ciclo di audizioni, poi ci confronteremo anche all'interno per vedere se si può costruire una norma fatta bene, perché io ritengo che sul tema della violenza sessuale intervenire con norme ideologiche o norme esagerate o norme fatte anche con fretta non va bene, perché il tema è delicatissimo, soprattutto poi quando prevedi pene di quel genere. L'unica cosa ecco, illustre collega, la interrompo un secondo per dirti, ma ritieni che sia un'inversione dell'onere della prova nell'ambito del processo penale, laddove la Procura della Repubblica, la cosiddetta pubblica accusa, non debba più fare nulla per provare nulla, perché sei tu con la nuova legge che deve dimostrare che c'era il consenso. Questo sarebbe anche in violazione del principio di non colpevolezza, oltre che del fatto che è la pubblica accusa che deve dimostrare i fatti che vuole, per cui vuole condannare, e a pene molto gravi anche. In realtà gli auditi tutti insistono nel dire che spetta la prova della colpevolezza al pubblico ministero. Allora, noi la leggiamo così, è chiaro, cioè il reato lo deve dimostrare il pubblico ministero, cioè deve portare delle prove a dimostrazione. Ma è chiaro che nel momento in cui si svolge il procedimento, e guardate che anche molti auditi hanno portato delle casistiche, e le ha ricordate anche la stessa Presidente Giulia Bongiorno, portando delle sue esperienze proprio in aula di tribunale, dove chiaramente nel momento in cui c'è l'esame qual è il testimone, ragazzi? È la parte offesa. Quindi alla fine chi viene sentita? La parte offesa. E la parte offesa rischia in sede processuale di essere oggetto di, come si dice, di vittimizzazione secondaria, nel senso che le serie di domande che vengono formulate, a quale viene sottoposta la persona, sono molto invasive e vanno tutte a vertere su come eventualmente puoi avere dimostrato il consenso o non aver dimostrato il consenso o avere dimostrato il dissenso, con una difficoltà enorme, e che alla fine chi lo deve fare è la persona offesa, che dovrà dire purtroppo qual era il contesto, in che situazione era, che rapporti aveva con la persona. Alla fine è lì che diventa il punto, dove nasce un punto estremamente dolente, perché alla fine di chi è l'onere della prova? È vero che formalmente resta il PM, ma accade che poi la persona offesa dovrà essere lei a raccontare. Ma vi è di più, perché visto che parlo proprio, dico un collega, ma cerco di spiegarlo, ma vi è di più un altro problema che può nascere di conseguenza. È vero che lo deve dimostrare il pubblico ministero, ma a questo punto l'indagato, nel momento in cui sarà richiesto se sottoporsi a interrogatorio, nel momento in cui l'imputato oggi dice si avvale della facoltà di non rispondere, alla fine si priva della possibilità di difendersi. E quindi in un procedimento così, dove il consenso diventa un elemento costitutivo del reato, impone quasi, perché impone all'indagato di sottoporsi a interrogatorio e quindi non più di avvalersi di una grandissima facoltà che gli permette anche una gestione del dibattimento anche diversa, che è quella di avvalersi la facoltà di non rispondere. Quindi va a influire il consenso o non consenso, la prova del consenso, la prova del dissenso all'interno proprio della struttura procedimentale, creando difficoltà. È chiaro che l'equilibrio dovrà esserci nel momento in cui si riesce a trovare una formulazione della fattispecie di reato che sia idonea sia a punire le condotte
che si ritengono immeritevoli, come quella chiaramente dello stupro, della violenza, ma non dobbiamo creare un sistema che diventa uno che ad incidere anche sui rapporti personali, ma due, che rischia veramente incriminazioni magari facili, peggio delle condanne magari facili, oppure a rovescio una formulazione errata che esponga la persona offesa a una mancanza di tutela, una difficoltà di trovare la possibilità anche di accusare, di denunciare, e quindi io penso che veramente se proprio il Parlamento voleva andare ad avvilupparsi in un tema difficile, l'ha fatto proprio su questo. Abbiamo il fine vita, che è uno dei grandi temi, e il problema del fine vita, ma guardate che il tema della violenza sessuale è un tema veramente difficile, e comunque ogni formulazione comporterà sempre delle difficoltà, perché poi alla fine darai comunque l'arma in mano alla persona offesa, ma avrai anche la quale porterà il tema in un tribunale dove ci sarà un giudice che decide, e il giudice che decide è libero, perdonatemi, di decidere in quel processo, e quindi occorrerà poi vedere come saranno le interpretazioni. Ecco, illustre collega, un'ultima domanda, perché mi sembra che sia stata esaustiva nella spiegazione, quindi mi rimane questa, probabilmente ce ne potrebbero essere altre, magari Antonino ha qualche idea. Nel momento della fine dell'amore libero, se si fosse verificato che il Senato, se il Senato avesse approvato, qualcuno dice beh, era la fine dell'amore libero, ma c'è anche chi dice che la norma, mi sembra che sia proprio Salvini a rimarcare questo, perché è stata la Lega in primis a opporsi a questo provvedimento, e quindi secondo me gli va dato merito, che c'è una specie di possibilità di vendetta. Entro un anno dal rapporto si può improvvisamente, dopo 364 giorni, denunciare. Ora, il tema del tempo che viene concesso alla persona offesa. Allora, adesso io qui cerco anche di portare delle varie visioni, perché io penso che chi ci ascolta deve essere messo anche nella condizione di poter fare anche delle valutazioni, al di là di quelle che possono essere magari delle dichiarazioni che possono essere anche semplicistiche. Ora, perché il termine è così lungo? Perché spesso la persona offesa che ha subito una violenza necessita di un particolare tempo per elaborare. Io faccio un esempio: a me era successo, io come avvocato avevo seguito una volta una coppia, una signora, in una separazione, che è arrivata una consensuale, separazione, non vanno più d'accordo, non stanno più bene, eccetera, eccetera. Si è chiuso il tutto. Si apre, poi passa un po' di tempo, mi viene la cliente, mi chiede di parlarmi, dopo aver firmato una consensuale, cioè che quindi vuol dire un accordo pieno con il marito, eccetera, mi viene disperata, la vedo un po' in difficoltà, non riesco a capire che cosa ha. A quel punto si sfoga e mi racconta una vita di soprusi. Stiamo parlando di Vicenza, stiamo parlando di un borgo, di un ambiente suburbano, stiamo parlando di Vicenza. Una persona che aveva subito atti di continui di violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, una roba incredibile. E questa persona non aveva mai avuto il coraggio di parlarne. Abbiamo fatto una fatica incredibile a riuscire a trovare anche, convincere anche dei familiari a testimoniare. Ecco, occorre veramente tanto tempo, ma è anche vero che quando passa il tempo si annebbiano i ricordi, se i testimoni ci sono, la testimonianza che è considerata la prova regina, ma in realtà una delle prove più difficili, perché sono rimesse totalmente a quella che è una visione soggettiva di una persona, perché uno può avere visto un episodio, magari avere visto una coppia che si allontanava fuori dalla discoteca, magari abbracciati, quello è un testimone, dice quelli sono andati fuori abbracciati, sembrava che avessero un film,
dopo salta fuori che c'è lo stupro. I testimoni a distanza di tempo così possono essere, voglio dire, un po' la testimonianza magari più labile. Oppure ci sono anche degli altri temi che avevamo affrontato anche in un altro contesto, avevamo parlato forse anche con voi, la questione delle droghe da stupro. Cioè, se una persona ha ingerito volontariamente o involontariamente delle sostanze, non sono magari quelle nuove, no? Ci sono queste sostanze diaboliche, no? Che ti perdono, tolgono i freni inibitori, ti mettono in una condizione di una estraneizzazione rispetto al tuo modo di essere, alla tua personalità. Ecco, quelle droghe lì hanno una difficoltà ad essere rintracciate nel nostro corpo. In tempo brevissimo vengono assimilate alcune di queste, assimilate e scompaiono, quindi sarà anche difficile dimostrare quello. Insomma, questo tempo di durata è un tempo che ha appunto per fare la querela dei pro e purtroppo anche dei contro. Non so però se su questo tema andremo ad incidere. Io non credo che i tempi di oggi, con tutto quello che c'è stato ragionato anche sul codice rosso, non so se verranno ridotte. Il tempo di un anno viene ancora considerato congruo. È chiaro che uno deve provare, alla fine deve provare che c'è stato lo stupro, non è che uno lo possa semplicemente dirlo semplicemente, voglio dire, a voce. Purtroppo considerando anche la pena elevata diventa veramente una possibilità di distruggere una persona, perché con una denuncia per stupro penso che magari infondata ti distrugge una persona, poi rischi la calunnia, rischi tutto quello che vuoi, la falsa testimonianza, quello che vuoi, ma intanto hai distrutto una persona. Ecco collega, un'ultima cosa, ma allora lei ritiene che stiamo andando verso la fine dell'amore libero, cioè le relazioni dopo questa legge cambieranno, ci sarà più fedeltà, non lo so, bisogna conoscere meglio la persona con cui condividere i piaceri sessuali. Cosa pensa? Allora, io penso che per le persone normali, usare definire le persone normali può sembrare desueto, però probabilmente qualcuna c'è ancora, anche se non sappiamo esattamente che cosa possa dirsi per normalità. E certo che una fattispecie penale più rigida porterà a delle elaborazioni culturali in quei contesti dove la cultura del rispetto magari del partner non c'è. Allora, io non sto dicendo che finirà l'amore libero, perché guardate, come si dice che in guerra in amore tutto è lecito. Quando uno è innamorato di certo non è che potrà trovare delle barriere e se le persone avranno voglia di stare insieme, le persone hanno voglia di stare insieme. Di certo però occorrerà avere delle cautele di più, ecco, porterà ad avere una cultura magari diversa in quei contesti dove magari la donna in particolare viene considerata come un oggetto sessuale oppure una persona con diritti inferiori. Questo già se ne può parlare anche oggi, non è che abbiamo bisogno di una norma, però magari un'attenzione in certi contesti quella si deve fare. Poi che il reato disincentivi delle condotte criminali, su questo ho dei dubbi, perché io non penso, l'ho detto più di una volta, che Turetta nel momento in cui ha ammazzato la Giulia non credo avesse il codice sotto mano e non ha mai pensato di poter essere condannato all'ergastolo, non si è neanche posto la domanda. Nel momento in cui scatta, in quel momento purtroppo scatta. E lo stesso dicasi per lo stupratore, perché la pulsione di certo, quando uno ha pulsione criminale ce l'hai comunque. Quella povera donna che è uscita dal metro a Roma e 3 l'hanno circondata, ecco, non so se queste siano andate a guardarsi il codice. Di certo si deve sapere che in Italia lo stupro sarà e sarà comunque punito severamente. Senatrice, so Benissimo, che lei caro Antonino, hai qualche domanda per l'onorevole?
Sì, io so che il tempo ormai è molto ridotto, però vorrei soltanto leggerle un messaggio che ci ha mandato un nostro ascoltatore, Maurizio. Il primo che verrà ucciso con pistola mentre violenta, cosa succede a chi ha reagito per difendere lui o altri? Lo stato di necessità. Beh, questa è una cosa diversa, però rispetto non c'entra niente con la violenza sessuale. Adesso io è una cosa diversa, entrano tutti negli ambiti delle esimenti, cioè nel senso che se io commetto un reato al fine di salvare una persona, occorrerà vedere poi se io però ho un eccesso colposo in questo tipo di reazione. Io la vedo un po' difficile che se per salvare la vita di uno ammazzi un altro, però dipende in che maniera, se è un omicidio lo fai tipo colposo, magari uno urti con la macchina pensando di poterlo allontanare perché vede che ci sono due che stanno litigando, tira fuori un coltello, sta coltellando l'altro, sei con la macchina, lo urti, però magari non intendi ammazzarlo e dopo magari muore, quello lì, voglio dire, quello lì potrebbe anche essere eventualmente scriminato. Ma non mi sento di poter dare delle risposte in questa sede. Senatrice, io la voglio ringraziare per questa chiacchierata di questa sera. Avvocato De Filippi. Caro Antonino, io penso che siamo a volte nell'ambito del diritto naturale e si vuole regolamentare tutto, anche l'amore libero. Quindi lo ius gentium deve prevalere sul diritto del diritto, diciamo, positivo. Quando il diritto positivo vuole regolamentare troppo, si può arrivare anche a delle sentenze draconiane. Però la cosa buona è che se il legislatore, come diceva Montesquieu, che io amo, essendo liberale, se il legislatore doviziosamente indica che cosa deve fare il giudice, evitiamo che il giudice faccia delle sentenze creative e si limiti ad essere os legis, bocca della legge, applichi la legge e non la interpreti più di tanto. Allora, grazie a entrambi e al piacere di ritrovarci il 18 dicembre prossimo. Grazie ancora, senatrice. Grazie a voi tutti, un saluto veramente, grazie. Di nuovo, buona serata a entrambi. Grazie. Allora, noi adesso riprendiamo la linea, si sono fatte le 19, 27 minuti e 14 secondi, andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie e naturalmente vediamo un po' che cosa c'è di nuovo. No, ancora abbiamo l'apertura dell'ANSA con la Bernini contestata da un gruppo di studenti di medicina da Treiu che gli grida siete dei poveri comunisti, non ce la facciamo più, col semestre filtro rischiamo di perdere un anno, hanno urlato i giovani in mobilitazione contro la riforma di accesso alla facoltà, questo dimostra la vostra inutilità, ha replicato la ministra. Intanto è arrivata un'altra zappa al 340-670-9659, io sono di destra, ma questa legge sul consenso sessuale mi sembra alquanto assurda, quasi un patto con la sinistra per approvare qualcos'altro in futuro. Ne voglio informarmi bene, ma da quello che ho capito diventerà un'arma contro gli uomini disumana. Il consenso non ferma i veri stupratori. Questa legge può massacrare bravi ragazzi anche solo perché magari la lascia o la tradisce. Spero che non passi al Senato. Preferirei punire i magistrati che liberano gli stupratori e castrare chimicamente questi, ma noi come al solito aggiungiamo leggi che rendono solo le cose più complicate. Tanto poi alla fine vengono rigirate dalla magistratura stessa. Scusate lo sfogo, ma da madre di un ragazzino sono molto preoccupata. Cambierà questa società, cambierà molto probabilmente il rapporto tra gli uomini e le donne, le relazioni tra gli uomini e le donne. Resta un fatto, forse ha ragione la senatrice Stefani quando dice due persone che si amano non hanno il problema di vivere l'intimità. È chiaro però che ci sono delle condizioni in cui fanno ubriacare una e ne abusano, non mi sembra che la legge si debba girare dall'altro lato, dobbiamo cominciare a fare di nuovo i soliti discorsi, com'era vestita, perché ha bevuto, che cosa ha fatto e qua e là.
insomma, le cose hanno il loro perché, hanno anche il loro perché, e manco possiamo dire vabbè, ma tanto si è ubriacata, per cui alla fine se si è ubriacata e dopo l'hanno abusata, beh, la colpa è sua. E no, e dai su. Cioè resta sempre il concetto, la risposta è no, e se no è no. Ma se è ubriaca non ne approfitti, cioè prima di arrivare alle leggi e alla discussione sul consenso e tutto il resto, forse è anche questione di educare gli uomini a essere degli uomini migliori, un pelo migliori. Perché a me certi discorsi, diciamo così, lasciano molto perplesso. Andiamo in pausa e ci ascoltiamo il Love Unlimited Orchestra, I'm So Glad I'm a Woman del 1979. A tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Just use what you got gave, and you can make it anywhere. I'm so glad that I'm a woman, and no, I wouldn't trade. I know I gotta make love. You're the lifeline of mankind, and now is the time for me. Life is such a challenge. We live it day by day. You never know what's gonna happen, or what might come your way. Just stop and think about it. There's nothing we can do. We can't live without us, and we can't live without them too. I'm so glad that I'm a woman, so glad. And no, I wouldn't trade. I know I've got to make it, 'cause we're the lifeline of mankind. And now is my time. Yes, now is my time. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:33 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Oh, c'è una notiziola dell'ANSA a proposito dell'oro degli italiani, che con una dizione, diciamo così, che a me francamente dà un po' fastidio, la trovo veramente fastidiosa. Alcuni giornali di sinistra scrivono oro alla patria, no? Manco fossimo nel 1935 al tempo delle inique sanzioni contro l'Italia che andava a conquistare l'impero. Ecco, no, non è oro alla patria, no. È di chi è l'oro che è depositato dentro i cavò della Banca d'Italia. E allora, fonti MEF, tutto chiarito tra Giorgetti e Lagarde sull'oro di Banca Italia. La lettera di Giorgetti mette fine alla vicenda,
Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e la presidente della BCE Christine Lagarde si sono visti e parlati a margine degli incontri oggi a Bruxelles per l'Eurogruppo, e quanto si apprende da fonti a Bruxelles. Il confronto era atteso dopo gli scambi sull'intestazione al popolo italiano delle riserve auree della Banca d'Italia. Da fonti del MEF si apprende che la lettera inviata da Giorgetti mette fine alla vicenda e che si sarebbe tutto chiarito. Nel frattempo apriamo il telefono allo 02 9294 7222, ma c'è già una chiamata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, come va? Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame monsieur, comment ça va bene, ladies and gentlemen, welcome. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti insieme a te Antonino Danna sulle magiche frequenze di Radio Libertà, la talk radio, Già. Che magia. Come stai? Tutto bene? Sì, un po' infreddolito visto il tempo, ma d'altronde l'11 di dicembre non ci possiamo aspettare le spiagge e il mare, quindi figurati. Siamo sotto Natale, ormai le strene natalizie hanno preso il sopravvento, ci avviciniamo al Santo Natale ed è giusto anche che faccia il suo tempo, per quanto non sia proprio così augurabile, no? Direi. Bene. Fai pure. Opinion leader con il mio punto, vado, va bene? Prego. Marco Fossi Enrico Mentana, direttore del TG La 7 con i 600 secondi su RDS. Vado, il punto di Michele Caruso. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, una delle prime donne a ricoprire un incarico così importante dopo Nilde Iotti, che ebbe una liaison con Enrico Berlinguer, imputata costei per evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione ribadisce integralmente tout court il verdetto di primo grado e chiude un capitolo giudiziario per cui è stato mosso di accusa che si trascina dal 2016, anno in cui sarebbero state messe in piedi una serie di operazioni commerciali dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Al centro del procedimento c'è la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, una triangolazione internazionale che, stando alle indagini coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, Guardia di Finanza, avrebbe avuto la funzione di schermare e reimpiegare proventi frutto di illeciti fiscali. Le auto formalmente destinate al mercato cinese sarebbero state usate, secondo la ricostruzione, come strumento per movimentare denaro irregolare tra società condivisibili alla stessa Pivetti e altri coimputati. E inoltre compravendita di mascherine false anche durante il periodo del Covid. L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, dal canto suo ha sempre respinto le accuse, si dichiara estranei fatti, definendo l'inchiesta una persecuzione e rivendicando la correttezza dei propri adempimenti fiscali. Lei dice di essere innocente, si dichiara tale. La conferma della condanna in appello rappresenta però un passaggio cruciale. Qualora il verdetto diventasse definitivo, scatterebbero le conseguenze penali e patrimoniali, inclusa la confisca delle somme già disposte in primo grado. Resta ora la possibilità del ricorso in Cassazione, ultimo livello, per tentare di liberare la sentenza. E dunque lei dice che non andrà in carcere come ad esempio Alemanno per i casi di Roma Capitale, che adesso è detenuto dopo che non ha ossequiato le misure cautelari che agli arresti domiciliari vedevano che lui non dovesse uscire, e dunque adesso sta scontando la pena nel carcere di Repipi a Roma. Ecco, riguardo a questo caso, la querella Pivetti, gradirei anche il suo parere. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, ancora non siamo arrivati al grado definitivo e io credo nella presunzione di innocenza che è prescritta dalla Costituzione, per cui vedremo che cosa succederà. Una piccola precisazione storica: la Iotti e Berlinguer non erano amanti, avevano un rapporto di forte stima politica e certamente di amicizia, visto che hanno militato entrambi nel Partito Comunista Italiano, ma la Iotti in realtà ebbe questa relazione con Togliatti, come tutti sanno, relazione che dovette vivere in modo molto clandestino, tra l'altro nei primi tempi, perché il Partito Comunista Italiano parlano tanto della Democrazia Cristiana, ma anche i comunisti quanto a diciamo così, quanto a
Pruderi non erano secondi a nessuno. Maurizio, eccolo il nuovo redattore di Radio Libertà, ti fai dire il suo curriculum vitae? Grazie. Maurizio, anziché fare queste battute che lasciano il tempo che trovano, se hai qualcosa da dire, il telefono è aperto, puoi sempre telefonare. Come chiama lui, chiami tu, chiama chiunque. Non è che viene impedito l'intervento telefonico. Se hai qualcosa da dire sugli argomenti che abbiamo affrontato questa sera, che mi sembrano degli argomenti alquanto interessanti, almeno io credo, cerco di proporre degli argomenti interessanti, puoi sempre intervenire. Non è vietato, grazie a Dio. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, già che ci siamo. Comunque il nostro ascoltatore che mi ha mandato quella lettera si chiama Maurizio, non Mauro, mi scuso con lui e lo ringrazio per la lettera che ci ha scritto e che la nostra Natalia ha raccolto ieri in regia, per cui io ho provveduto a rispondergli, a spedirgli un'apposita lettera. Spero che che gli possa arrivare la prossima settimana, perché la bellezza di questa radio e più in generale il fascino, la magia della radio è proprio questa, che siamo una grande famiglia. In questa famiglia ognuno dà un contributo. Andiamo avanti con le ultime notizie che arrivano. Zelensky, qui siamo sempre sull'Ansa, Trump vuole che Kiev si ritiri dal Donbass, non la Russia, serve un referendum. Vedete che comincia a prendere corpo l'idea del referendum, che potrebbe essere per certi versi anche la soluzione, diciamo così, a capra e cavoli, visto e considerato che appunto nella Costituzione ucraina c'era scritto che non si potevano fare modifiche del territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Non sarà un percorso facile, ma certo a quel punto sarà necessario sacrifici per portare alla fine questa guerra orribile. I funzionari di Ucraina, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito, scrive l'Ansa, si incontreranno sabato a Parigi per parlare del piano di pace. Lo riporta Axios citando alcune fonti della Casa Bianca di Kiev. La Germania, la Francia, l'Ucraina e il Regno Unito saranno rappresentati a Parigi dai loro consiglieri alla sicurezza nazionale, ma non è chiaro, riporta Axios, se il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è anche consigliere alla sicurezza, parteciperà all'incontro. Volodymyr Zelensky e gli europei vorrebbero anche una telefonata congiunta con Donald Trump, ma al momento, secondo fonti della Casa Bianca, nulla è stato ancora previsto. Rubio ha guidato la delegazione americana nelle trattative per l'Ucraina a Ginevra, ma da allora a occuparsi del dossier sono stati gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, che vi ricordo è il generissimo del presidente Trump. Ma intanto il presidente ucraino avverte: la regione di Donetsk e la centrale nucleare di Zaporizhzhia sono questioni chiave irrisolte nei colloqui. Washington vuole che l'esercito ucraino si ritiri dal Donbass, ma non quello russo, ha aggiunto. I territori della regione di Donetsk e tutto ciò che vi è correlato, così come la centrale nucleare di Zaporizhzhia, queste sono le due questioni che continuiamo a discutere con Washington, che ha proposto un piano a entrambe le parti per porre fine al conflitto, ha evidenziato Zelensky ai giornalisti, compresi quelli dell'AFP. Per il presidente ucraino qualsiasi potenziale compromesso territoriale dovrebbe essere deciso da un voto popolare. Credo che il popolo ucraino risponderà a questa domanda, che si tratti di elezioni o un referendum deve esserci una posizione del popolo ucraino, ha dichiarato. Oggi abbiamo avuto una discussione costruttiva e approfondita col team americano su uno dei 3 documenti su cui stiamo attualmente lavorando, quello sulle garanzie di sicurezza, ha poi scritto su X Zelensky, spiegando che gli Stati Uniti erano rappresentati dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario della guerra Pete Hegseth, oltre che da Witkoff e Kushner, dai generali Keane e Grinkiewicz e da Josh Gruenbaum. Giovedì mattina intanto i ministri della difesa di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, cioè oggi, hanno partecipato a una call durante la quale sono stati trattati tra i temi principali quelli del rafforzamento della difesa europea e del sostegno all'Ucraina, e quanto si apprende da fonti informate. La presidenza danese ha invece informato che il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti presso l'UE, ha concordato una versione rivista della proposta relativa all'articolo 122 in merito alla proposta sull'uso degli asset russi,
e ha approvato l'avvio di una procedura scritta per la decisione formale del Consiglio entro domani, venerdì, alle ore 17. La mossa prevede il rinnovo a tempo indeterminato delle sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa, usando l'articolo 122 del trattato, che consente di procedere a maggioranza qualificata. Alla decisione, a quanto apprende l'ANSA, si sono dichiarati contrari sia sulla sostanza che sulla procedura scritta solo Ungheria e Slovacchia. La Cina è il maggior partner della Russia e la aiuta a portare avanti questa guerra, ha poi detto il segretario generale della NATO Mark Rutte tenendo un discorso a Berlino nella sede della rappresentanza bavarese. Senza il sostegno cinese la Russia non potrebbe continuare questa guerra, ha continuato. Secondo Rutte, noi siamo il prossimo obiettivo della Russia, non possiamo lasciarci dividere, ha aggiunto. Con questo noi concludiamo la nostra trasmissione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con una canzone di Gianni Mazza del 1991, Il Lazzo, e con questa canzone del Lazzo ci diamo appuntamento domani alle 17:30 per Chilometro Zoom insieme con Lorenzo Viviani. Grazie per essere stati con noi, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. A questo punto vi dovrei parlare di qualche cosa che vi possa interessare, un qualche cosa che non sia banale e che non sia